Buongiorno cari amici e benvenuti alla 33esima lezione di Radiostesia Basic del vostro Marietto Veneziano. Oggi faremo una lezione un po' leggera, difensiva e distensiva, così da tranquillizzarci per questo periodo molto impegnativo. Chiaramente per chi sta vedendo per la prima volta questa pillola, vi ricordo che ce ne sono 32 di Basic, proprio in cui si prende lo studente, il corsista, e lo si porta mano a mano a conoscere i vari circuiti. Questi circuiti, ve lo ripeto, si possono scaricare nel sito ilcapitano.altervisto.org in modo gratuito. Bene, iniziamo un po'. Prima mi dimenticavo, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Degare e al canale YouTube del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, che siete sempre tutti benvenuti, e di iscrivere anche al canale di Telegram nel gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, dove alle 20:30 lunedì sera il Degare e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvati da Milas. Bene, poi una cosa importante anche da ricordare, che chiunque mi contatta in PVT, io faccio solo consulenze private a pagamento, 20 euro. Se mi volete contattare per delle domande gratuite, allora sono disponibile mercoledì sera dalle 20:30 in avanti fino alle 21 nel canale YouTube. Voi sapete che il Degane e il Marietto Veneziano sono il duetto che al mercoledì sera alle 20:30 rispondono in modo gratuito, e anche in via eccezionale al sabato dalle 3:30 alle 4, dalle 4 alle 4:30, sempre il Degane e il Marietto Veneziano in tandem. Bene, iniziamo con questa pillola. La prima cosa che il vostro Marietto Veneziano vi ha sempre detto è di guardare attentamente questo circuito radionico, che è la croce cosmica, e di guardarlo e rifletterci sopra, perché questo circuito è un circuito molto potente che si deve fissare nel subconscio, così da creare una protezione nei vostri corpi animici, nei corpi sottili. Dopo 2-3 minuti che lo guardate, l'ideale in teoria sarebbe anche appenderlo in camera da letto o in sala o in cucina, dove praticamente passando voi lo possiate sempre guardare, ed è una potentissima protezione per il vostro campo aureo. Bene, poi passiamo alla prossima pillola, ai prossimi circuiti, scusate. Potrebbe esserci il caso che voi avete bisogno del quadrante radiostesico se non vi fidate della vostra sensibilità, perché oggi noi vedremo due circuiti che già conoscete per la difesa. Questo circuito, che è il circuito con l'OM e i vari influssi planetari, e questo circuito qui che invece è molto potente, donatoci dai sciamani del Sud America per tagliare proprio questi legami parassitari tremendi nell'astrale. Quindi ogni volta che voi utilizzate questi circuiti, mettendoci il vostro testimone, potete chiedere a questo quadrante radiostesico quanto tempo. Quindi ipotizziamo che voi volete fare la domanda: per quanto tempo utilizzerò ad esempio il circuito dell'OM, mettete il testimone, se non vi sentite sicuri, e chiedete, ad esempio qui dice 7 ore. Quindi cosa fate? Prendete il circuito dell'OM, che è una macchina radionica a onde di forma, mettete il vostro testimone, prendete il pendolino e lo vitalizzate così fin quando il pendolino non si ferma, così che avrete gli influssi delle forze della voce cosmica, della potenza cosmica, dell'energia cosmica, della vibrazione cosmica dell'OM, aiutata dagli influssi planetari. E quindi per 7 ore voi appoggerete in un posto sicuro, sopra un armadio, sopra un tavolo, dentro un cassetto, questo. La stessa cosa, stesso discorso vale per questa macchina radionica, che è un difensore proprio dei corpi sottili da attacchi perniciosi e anche autoprodotti. Quindi mettete il vostro testimone, chiedete, e vedete che qui vi dice ad esempio 7 ore. Quindi cosa fate? Prendete la vostra macchina radionica, mettete il testimone, prendete il pendolino, lo vitalizzate, vedete? Quando il pendolino finisce la sua corsa, adesso io chiaramente per velocizzare
e finisco, prendete la vostra macchina radionica di onde di forma. Questo serve proprio per tagliare tutti quegli attacchi astrali di qualsiasi genere che vi potrebbero essere. Chiaramente non sono infinite, nel senso che dopo un mese bisognerebbe rifare il trattamento con la stessa domanda. Periodicamente bisognerebbe sempre attivarsi per poter avere sempre i corpi sottili in un certo senso protetti da queste macchine di onda di forma. Bene, ripetiamo questo circuito, il quadrante radiostesico eventualmente per essere sicuri sull'ora, quest'altro circuito per rinforzarsi con le vibrazioni dell'OM e poi la croce cosmica, uno dei più potenti circuiti radionici di difesa. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano è finito. Vi ricorda sempre che se volete contattarmi per delle consulenze in privato è solo a pagamento 20 euro e si paga solo col PayPal. Invece se volete delle domande, fare delle domande gratuite, il vostro Marietto c'è, non vi abbandona, c'è sempre, lo sapete, al mercoledì sera alle 20:30 coadiuvate da Hildegard, oppure al sabato sera, al sabato pomeriggio dalle 3:30 alle 4, dalle 4 alle 4:30, a dipendenza dei momenti. Il vostro Marietto non vi abbandona, lo sapete, c'è sempre per voi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!